Mister Allegretti non è fortunato l'ultima trasferta del Chievo, sconfitto sul campo dell'Arconatese, una partenza shock praticamente, pagate l'inizio deficitario. Sì, abbiamo completamente sbagliato l'approccio alla partita, perché poi dopo se prendiamo gol in 12 minuti è chiaro che evidentemente qualcosa non si era acceso e questo è un errore. Peccato perché poi dopo comunque la squadra ha reagito, ha fatto bene, però quando perdi 2-0 contro una squadra che ha un obiettivo così importante che quindi si chiude non è facile. Quindi diciamo che questa cosa qui è una nota negativa di una giornata che poteva andare in maniera diversa. Allora, cerchiamo magari di fare una promessa, quella magari di chiudere al meglio. Domenica arriva una squadra sicuramente divertente, no? Anche perché nonostante Sondrio sia in mezzo alle montagne, è una squadra sudamericana praticamente, insomma ci sarà una bella gara. Sì, ma la cosa più importante è capire e non commettere più gli stessi errori, perché è vero che incontreremo una squadra che come noi è già salva, che probabilmente lotterà come noi per cercare di migliorare la classifica, ma indipendentemente da quello è l'approccio alle gare che bisogna avere in maniera diversa, perché poi dopo i ragazzi non lo meritano per quello che hanno fatto e non è giusto che vadano incontro anche a brutte figure, perciò deve servire da lezione, perché nel momento in cui non ci metti la testa e non ci metti la cattiveria come se avessi un obiettivo importante, poi succede che inceppi in brutte figure e onestamente dispiace.